inevitabile che, vista la retata dei giorni scorsi, questo qui sia il tema e quindi tutti i consiglieri regionali siano stati sollecitati su questo tema. Rilevati gli esiti dei controlli da parte della Guardia di Finanza presso vari presidi ospedalieri e strutture territoriali del Friuli Venezia Giulia e relativi sequestri di materiali, dispositivi di protezione individuali, note le molteplici segnalazioni giunte in maniera uniforme su tutto il territorio regionale da parte degli operatori sanitari che da tempo lamentano l'inadeguatezza e la scarsa qualità dei dispositivi forniti tramite la struttura centralizzata di acquisto, l'ARCS, considerata l'emergenza ancora in atto e la sopraggiunta criticità di gestione dei vaccini in Regione Friuli Venezia Giulia, ritenendo che le difformità qualitative dei materiali possano riguardare non solo le mascherine, ma in via precauzionale tutti i materiali di pari utilità emergenziale. Si interroga la Giunta sulle evidenze dei controlli qualitativi e di documentazione effettuati sui materiali, soprattutto i dispositivi di sicurezza, arrivati dalla struttura commissariale dell'emergenza Covid e distribuiti alle strutture ospedaliere e territoriali tramite la centrale di acquisto, nonché sui controlli effettuati sui materiali, forniti anch'essi dalla struttura commissariale dell'emergenza Covid, utilizzati per le vaccinazioni, chiedendo di esplicitare di chi sia la responsabilità nel controllo qualitativo di tali materiali. Grazie Presidente. Grazie consigliere Capozzella, prego Assessore. Sì, io ringrazio il consigliere Capozzella per questa ulteriore richiesta che fa il paio con... Poi io gli fornirò naturalmente la risposta scritta, la semplifico perché parte di queste cose hanno già avuto esito rispetto a qualche interrogazione precedente. Allora, rispetto ai farmaci e ai dispositivi è chiaro che c'è un ruolo di AIFA importante sulla responsabilità. Relativamente al tema delle mascherine, non voglio ripetere le cose che ho già letto, anche perché mi sembrano evidenti. Leggerò qualche passaggio sperando di essere esaustivo rispetto a quanto, e lo ringrazio per il modo, il consigliere Capozzella mi pone il problema. È evidente che l'efficacia di questi dispositivi è valutata dal Comitato Tecnico Scientifico, è questo che stabilisce la norma. Quindi è chiaro che la responsabilità rispetto a questo viene definita secondo l'articolo 2 dell'ordinanza 630 3 febbraio 2020, con quelle caratteristiche definite dalle norme di legge. Relativamente a questo, e diversamente da come ho letto, noi stiamo discutendo, lei l'ha chiamata retata, che è un termine che a me non piace molto, però insomma, ognuno ha il suo declinare. Noi stiamo parlando, l'evidenza di questi aspetti non dipendono da acquisti dell'azienda regionale di coordinamento. Tutte le partite in discussione riguardano strumenti ricevuti dalla struttura commissariale, quindi dalla gestione nazionale. Quindi le partite dei dispositivi di protezione che provengono da questa fornitura sono verifiche che il materiale consegnato sia validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che evidentemente ne ha la responsabilità. Questo parere è la responsabilità nostra, è l'accertamento di questo parere positivo, accertamento che assume titolo di attestazione attraverso la schermata validazione prodotti del sito di Invitalia, al quale il commissario straordinario ovviamente faceva riferimento. Accertato questo, la verifica di questa attestazione da parte di ARC, il materiale ovviamente è nella possibilità e nella doverosa distribuzione. Quindi noi naturalmente siamo a disposizione dell'autorità giudiziaria, della Guardia di Finanza, da settimane, abbiamo anche incontrato, al di là di questo tipo di valutazione, parte del materiale che l'azienda di coordinamento non ha distribuito perché c'era una palese evidenza di insufficienza rispetto alle caratteristiche ed è stato addirittura rimandato indietro. Però la validazione sulla schermata, la validazione prodotto,
è l'elemento della certificazione definito dal Comitato Tecnico Scientifico secondo quelle che sono le disposizioni di legge. Grazie. Prego, consigliere Capozzella. Ringrazio per la risposta l'assessore e sono anch'io felice dei modi con cui mi ha risposto, quindi non brutali. La mia era una domanda pleonastica e evidentemente questa risposta la attendevo così come è stata formulata. Ma quindi aggiungo un pezzo, aggiungo 2 pezzi. Il Presidente del Consiglio poi sa perfettamente che quando io mi occupo di una questione, una volta parlavo di consigliere di estrema ratio, no? È perché evidentemente il problema è grosso e non è stato risolto. Quindi me ne occupo anch'io, che non mi sono mai occupato di sanità. Allora aggiungo un paio di pezzettini a quello che ha detto l'assessore. Qualsiasi materiale entri, è evidente che qualsiasi materiale che entri in un magazzino di distribuzione centralizzato atto alla distribuzione di tutte le strutture sanitarie regionali, ancor più se non è stato espletato l'iter di acquisto e quindi di controllo documentale, sarebbe dovuto essere controllato con maggior rigore ed attenzione da parte dell'ARCS. Quindi questo è un primo monito. Secondo monito che non riguarda i dispositivi di sicurezza. Attenzionare su chi siano gli organi e le persone che ora stanno verificando l'idoneità dei materiali forniti dalla Protezione Civile per eseguire le vaccinazioni, in particolar modo in riferimento agli aghi sprovvisti di sistema di sicurezza, andando così in deroga a quanto la stessa centrale di acquisto, ARCS, ha ritenuto, in sede di gara di acquisto, di porre come condizione fondamentale la presenza di sistemi di sicurezza per gli aghi, in uso da ormai diversi anni nelle varie aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, ma non utilizzati per le vaccinazioni. Spero che questo monito sia, diciamo, applicato per il prossimo venturo. Grazie Presidente, grazie Assessore.